Una sera, dopo averci pensato su per un bel po', Harold decise di andare a fare una passeggiata al chiaro di luna. Inizia così Harold e la matita viola di Crockett Johnson, edito da Camelo Zampa, un libro che sta all'interno della bibliografia della maratona di lettura Il Veneto Legge, dedicata al viaggio. Harold parte dalla sua cameretta per un viaggio con solamente una matita viola. In questo viaggio incontrerà un drago spaventoso, rischierà di affogare, troverà una collina che si trasforma in una montagna e un dirupo spaventoso, si ritroverà in mezzo a una città dove cerca solamente una finestra, la finestra della sua stanza per ritornare nella sua cameretta. Ci riuscirà? Lo scoprirete solo leggendo.